Sardegna Motor News, Massimo Cavizza, Motoclub Iglesias, primo assoluto della quinta prova del campionato regionale sardo durante il Fiume Maggiore. Massimo, le tue impressioni su questa manifestazione? Una bella manifestazione, abbiamo fatto 4 fettucciati su sabbia, molto belli, uno l'hanno tolto per colpa di una caduta? Accidentale caduta, poverino, un ragazzo che si è fatto male. Dei bei fettucciati, 2 linee, 3 linee un po' impegnative, erano molto strette e molto corte, un po' di pietre, però ci siamo difesi bene. Con chi hai dovuto lottare oggi in particolare? Oggi ho dovuto lottare un po' con Mela nelle prime speciali della linea, perché è andato molto forte nella prima linea. Io purtroppo ho preso 2 cadute nella linea, quindi non ho potuto dare il mio meglio. Stanno cambiando. E poi dopo però mi sono ripreso e ho fatto in modo di recuperare gli incidenti che sono. Nella classifica assoluta del campionato, come ti trovi adesso? Sì, adesso dovrei essere primo assoluto. E dietro di te chi c'è? Dietro di me è Mela, Renato Mela. Un altro rosso duro. Sì, Prossimo appuntamento, Motoclub Baronia, Siniscola. a Siniscola, sì. Come pensi che sia il territorio? Secondo me avevamo fatto già una gara in precedenza nel Motoclub Baronia e era stata una gara molto bella. Penso che facciano del loro meglio come sempre. Hai qualcuno in particolare da ringraziare? Ringrazio il mio team Mi Bike della Usaberg, di Sergio Mibelli, che ci sta aiutando in questo campionato, visto le condizioni economiche che stiamo presentando nel momento.